Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 22 del girone A di eccellenza che vede scendere in campo i padroni di casa del CUS Palermo contro la Don Carlo Misilmeri. Partiamo subito con un po' di statistiche, ma come ricordiamo ogni volta le statistiche possono lasciare veramente poco spazio, perché poi soltanto quel pallone lì dopo il 90° minuto ci darà il verdetto del match. Noi però comunque per presentare la gara li vogliamo sempre dire e leggiamo che il CUS Palermo al momento è l'ultima in classifica con soltanto 8 punti al momento conquistati, 12 gol fatti, 49 gol subiti, insomma secondo peggior attacco e peggiore difesa di questo campionato per una squadra che dentro casa non vuole perdere, non vuole fare male e oggi affronta un Misilmeri che invece si presenta al 7° posto, 34 punti e forse con un po' di fiato sul collo perché ieri il Bagheria ha vinto con grande merito contro il Montelepre con il risultato di 0-1, di conseguenza ha un po' riacceso quelle che sono la corsa verso i playoff. Lo Sciacca in realtà ha pure perso 0-2, di conseguenza insomma qualche movimento c'è stato in classifica e di conseguenza ci aspettiamo entrambe le squadre per un obiettivo o per un altro, insomma, che oggi si battaglieranno in campo. Noi intanto vi mostriamo lo scoreboard di giornata 0-0, poi ricordiamo che il cronometro inizierà a scorrere istanti, qui ci sarà il primo tocco delle palloni, però prima di cominciare col fischio del signor Tuzzolino ci sarà un minuto di silenzio al quale noi ci uniamo. Adesso gli applausi, ma tra poco si torna finalmente a giocare. Il primo tocco sarà dunque del Misilmeri. Inizierà questo match dunque 90 minuti, ricordiamo, poi conosceremo anche il risultato con Santiago Sanz sul punto di battuta. Ci immaginiamo su un tocco dietro probabilmente per Cossentino, vediamo già forse anche un po' con il corpo quasi in attesa del pallone. Il signor Tuzzolino fa cenno al signor Poma e Pagliarello, che sono i due guardalinee per cominciare. Inizia anche il match e infatti questa è la giocata immediata da parte del Misilmeri con questo rilancio subito per cercare le seconde palle, però si torna subito dietro dunque con Di Salvo, invio lungo, cercare sulla fascia sinistra Ruffino, però buono il lavoro da parte di Traoré che qui la porta subito dietro, poi sbaglia il rilancio, esce fuori anche un po' la difesa del CUS. Mustacciolo, cioè, prova la profondità con Garriga, in anticipo però Agnello molto bene, anche giocato una buona gara in realtà nello scorso match contro il Bagheria, poi in realtà il risultato non è stato chiaramente positivo, però la sua gara almeno dal punto di vista personale non è stata negativa, di conseguenza insomma qualcosa sicuramente da prendere c'è stato. Sarà quindi rimessa laterale con Vitale, andrà con le mani, lui che è una mossa importante dello scacchiere di mister Tommaso Napoli, perché lui è un braccetto di destra ma sale tanto, infatti molto spesso lo vediamo un po' anche staccarsi per cercare quantomeno di dare anche superiorità numerica sulla destra. Ci aspettiamo che lo faccia anche questo pomeriggio. Nel tempo pressione alta, Mineo ruba il pallone, poi cerca di scambiarlo, buona qui la chiusura da parte di Traoré, che ha aiutato un po' accorciando la posizione verso Palmeri. Andrà sicuramente lungo Vincenzo Mustacciolo, ex giocatore dell'Athletic Club Palermo. Vediamo se troverà una di quelle sponde che forse mister Napoli chiede. Palla alta, poi sempre Agnello a svettare più in alto di tutti. Colpo di testa imponente.
Adesso sarà quindi il calcio d'angolo il primo della partita dopo 2 minuti, ritmi non molto alti in realtà. Mustacciolo va sul primo palo, allontana la difesa del QSE, poi Mineo è in vantaggio, cerca di rimettere il pallone, ma molto molto complicato. Nel frattempo Carnevale va a prendersi questa palla, si sistema la difesa con Agnello che riceve il pallone. Aspetta a centrocampo, Palmeri scambia il pallone, però neanche terminato il campo. Nel frattempo c'è una brutta assenza in casa Cus Palermo, manca Stefano Russo, forse uno dei giocatori più tecnici della rosa di mister Zappavigna. La sua tecnica è sempre tanto tanto importante. La scorsa partita contro il Bagheria ha avuto 2 grandi occasioni, insieme a Catalano ha formato un tandem abbastanza importante, però non è bastato per sbloccare il risultato. Poi il Bagheria invece è venuto fuori un po' forse alla lunga, sbloccando la gara con Caldieraro, insomma. E poi un risultato abbastanza eloquente finale con mister Grimaudo che ha raccolto altri 3 punti come quelli dicevamo che ha ottenuto ieri nel match contro il Montenegro, una sfida tanto tanto importante forse per la classifica, perché effettivamente una vittoria del Montenegro avrebbe riaperto tutti i giochi, risucchiando il Bagheria proprio nella zona più calda. Invece con questo successo si è riuscita un po' ad allontanare anche abbastanza. Adesso con nuovi pensieri forse in zona playoff. Nel frattempo Carnevale va sul pallone, facendo i suoi compagni di salire, ma andrà sicuramente lungo, se contare il signor Tuzzolino la mette giù molto molto bene. Poi Catalano cerca di lavorare con i compagni, esce lottando molto molto bene qui Garofalo. Poi Cossentino come un muro praticamente a fare da schermo. Tornambè cazza il pallone, va sulla fascia destra, cerca di scambiare il pallone con i compagni, vede infatti molto molto largo Alaimo, però difficile passare. Qui ottimo il raddoppio da parte della Don Carlo Misilmeri dopo 4 minuti, ricordiamo, di 0-0 perché si fosse situato in questo istante. L'attacco del Misilmeri è formato da Garriga lì davanti, ma poi alle spalle c'è Mustacciolo, ma in realtà c'è sicuramente la presenza di Mattia Barbera che pian piano un po' si sta conquistando il posto titolare. Poi a centrocampo gioca sicuramente Di Fatta, che è un giocatore con diverse proprietà offensive importanti, quindi mister Napoli effettivamente ha messo una formazione abbastanza offensiva. Dall'altro lato invece sulla fascia destra c'è per esempio Mineo che solitamente gioca a centrocampo, quindi insomma soluzione tattica importante. Allunga Di Salvo il campo dalle parti di Ruffino, mette giù la palla, cerca di tagliare verso il centro del campo. Nel frattempo esce anche la pressione da parte di Traoré, e Di Salvo è molto arrabbiato nel frattempo con i compagni perché forse voleva velocizzare il gioco. Costantino, Santiago Sanz, l'ex Parmonval, scambia con il compagno, con il capitano. Nel frattempo mister Napoli si gira in panchina a dire qualcosa, forse non è contentissimo dei primi minuti, ma in realtà Don Carlo non sta subendo nulla. Costantino, c'è la pressione, c'è Garofalo, c'è anche Catalano, poi Traoré bravo nell'anticipo, Traoré che è stato molto bene nell'ultima sfida contro il Bagheria, perde il pallone, Sanz, palla in verticale, Palmeri in anticipo, Carnevale mette tutti d'accordo. Nel frattempo c'è stato un cambio nella distinta del Cus Palermo, perché doveva partire da primo Adeola, invece alla fine Carollo e capitano in dubbio probabilmente fino all'ultimo. Poi maglia titolare, qui lotta Carollo, ma anche giù, si vede un calcio di posizione importante, si lamenta un po', forse chiedeva anche un cartellino giallo. Signor Tuzzolino molto vicino, deciso di non dar nulla, ma semplicemente fischiare il calcio di punizione. Fate poi rimessa laterale per il Cus Palermo, con Tornambè che va a prendere il pallone un po' lontano. Ancora non c'è stata nessuna azione da gol né da un lato né dall'altro, ma due squadre che si stanno un po' studiando, forse per cercare di colpire il fianco, per utilizzare gergo schermistico. Tornambè con le mani, si fa vedere Alaimo, difende il pallone in mezzo a due, riesce comunque a scaricarlo dietro, poi deviazione da parte di Ruffino, però qui non far girare l'esterno alto, che oggi almeno stando un po' allo scacchiere di gioco sta sostituendo Stefano Russo. Oggi è assente anche, però è in panchina Sidik Kone.
sicuramente lo vedremo nel corso della partita, può essere una soluzione a gara in corso per mister Zappavigna. Forse la sua imprevedibilità, la sua tecnica potrebbe dare un po' di fastidio, soprattutto a Ruffino, perché con lei solitamente gioca a destra, dunque immaginiamo possa attaccare sulla fascia mancina del Don Carlo Misilmeri. Intanto pallone che si alza di testa, però a prenderla a Colombo, non ci riesce. Poi lotta a Catalano che stringe tanto, Garofalo, Catalano ancora, Garofalo sempre, e poi mette una pezza gigantesca a Santiago Sanz, e poi Mineo si fa rubare il pallone ma scivola. Forse anche qui la pioggia che fino a circa mezz'ora fa ci ha accompagnati, circa in realtà dalle 2 in poi ha piovuto senza sosta. Questa potrebbe essere una delle chiavi del match. Il campo sembra aver, diciamo, attutito bene la pioggia, però insomma qualche parte forse può esserci. Tanto Garriga prova a calciare, è stato praticamente infastidito all'ultimo da Palmeri, che probabilmente ha salvato un gol, perché Garriga lì si colpisce per la porta, insomma probabilmente poi lo vedremo anche un po' più in là ad esultare l'ex attaccante del Nicosia. Lo scorso anno 16 gol, quest'anno invece 9, ma dalla promozione all'eccellenza aveva bisogno un po' di adattarsi, e lo ha fatto effettivamente dopo un inizio di campionato molto molto complicato. Il gol non arrivava, mister Napoli però non ha mai avuto dubbi sull'attaccante argentino, gli ha dato fiducia e lui effettivamente lo ha anche ripagato con diversi gol importanti. Vitale, Cosentino, Vitale ancora, pressione timida da parte di Colombo, si va a lungo sull'auto di sinistra, va giù e non c'è nulla per il signor Tuzzolino, che indica l'attaccante di rialzarsi. Poi palla direttamente su Carnevale, che la va a prendere, la mette lì sul punto e poi andrà a lungo il portiere del Cus. Salgono tutti, infatti vedete Carollo, così come Palmeri, così come Agnello e Moncada. Testa da parte di Fatta, poi Mustacciolo, Traoré, metti tutti d'accordo, pallone alto, Vitale di testa, lontanato da Palmeri, Santiago Sanz di prima senza vedere, vedo una gran palla per Barbera che mette giù e calcia e prende in pieno la traversa. Questa è la prima occasione da gol per la Don Carlo Misilmena, ricapita tra i piedi di Barbera. Non ci ha pensato nemmeno un istante, subito quel pallone lo ha calciato con forza, peccato la traversa, con Carnevale che sembrava essere comunque in direzione, però sicuramente la traversa lo avrà aiutato. Nel frattempo sarà rimessa laterale per la Don Carlo Misilmeri con Ruffino. Qui tutta l'intelligenza tattica da parte dell'ex Parmo Valle Santiago Sanz, perché immediatamente ha verticalizzato questa palla. Forse qualsiasi altro giocatore avrebbe messo giù il pallone, alzato la testa e poi servito il compagno. Lui invece di prima ha dato una palla straordinaria. Poi Barbera ha calciato molto molto bene, soltanto un po' di sfortuna ha negato alla Don Carlo Misilmeri di passare in vantaggio alla prima vera occasione da gol, alla prima vera volta in cui si è affacciata. Traoré, Garofalo, allarga dalle parti di Palmeri, che va dietro nuovamente dal compagno. C'è pressione alta di Garriga e poi il portiere spazza, il vento un pochettino rallenta la traiettoria, ma Traoré mette giù molto bene. Poi Catalano, adesso Colombo, bel dribbling su Vitale, adesso la velocità da parte di Catalano che salta in mezzo a due, poi scivola un po', adesso anche molto sfortunato, fa fallo, però qui tanta sfortuna per Catalano, che fa una grande giocata in realtà, rientrando tra due calciatori. Nel frattempo piccola rettifica, perché non sta giocando Garriga ma sta giocando Lautaro Canitano con la maglia numero 9, piccolo cambio effettivamente dell'ultimo minuto. Forse mister Napoli ha visto maggiormente in condizione il 9 piuttosto che l'11, quindi un cambio all'ultimo per parte, perché il Custo non doveva giocare, ricordiamo, Carollo, bensì doveva giocare Adeola in difesa. Anche lì cambio. Insomma, in panchina l'ex Nicosia, vediamo quando effettivamente entrerà in campo, ma ci aspettiamo che possa essere una soluzione per mister Napoli, gara in corso. Tornambè,
non è alto, poi Caramanno va giù, tutto ok, poi spazza Traoré, una sforbiciata praticamente da parte del numero 4 che ha anche preso un colpo però, e infatti il maneggio. E poi Mister Napoli sta infatti parlando proprio con Canitano, cenno d'intesa tra l'argentino e Mister Napoli che è anche un gran passato da calciatore, giocando nell'Icata di Zeman in Serie B, insomma tanta Serie B e Serie C per l'attuale tecnico della Don Carlo Misilmeri. Intanto Di Salvo di prima Ruffino trova di testa Barbera, poi scatta ancora sull'auto di sinistra Ruffino che può prendere, anzi di fatta che prende in velocità, cerca un pallone in mezzo, Agnello bravissimo a mettere una pezza gigantesca, quindi rimessa con le mani, lascia di fatta saggiamente a Ruffino, lui si mette un po' più defilato forse per ricevere questo pallone, però sale anche Costantino che sicuramente in zona di rigore è uno che si fa rispettare. Testa Costantino, la spizza, poi Carola allontana, di fatto stava per calciare, poi va giù e c'è anche fallo, poi si scontra con Carollo. Calcio di punizione insomma per il Cus, minuto 13 di gioco, sono passati in questo momento 0-0, ma una bella traversa l'abbiamo già vista, ovvero quella colpita da Mattia Barbera. Pressione alta, Carollo torna a me, passaggio forse non dei migliori, riesce comunque ad andare incontro con qualità Laimo, poi torna a me, cerca nuovamente il pallone profondo, c'è stato un fischio da parte di direttore di gara con Mustacciolo che riconsegna il pallone dietro, quindi calcio di punizione con Carollo, è stato fallo dunque su torna a me. Traoré, Agnello, dribbling, rischia tanto e perde anche il pallone, poi bravo nel contrasto, Traoré ancora, alza lo sguardo, vede l'inserimento dei compagni, poi di testa arriva puntualissimo Vitale, poi con il tacco si libera molto bene da parte dell'avversario Mustacciolo, ma poi Palmeri si mette davanti, Traoré, Garofalo, Mustacciolo in ritardo qui, quasi commette fallo, poi Sanz anche lui leggermente dopo arriva su questo pallone, Alaimo allarga, torna a me, si può prendere la fascia a destra, giocata del Cus, anche lui uno dei tantissimi, forse veramente troppi addirittura giovani in casa Cus, perché guardando a distanza soltanto Carollo, tanto una palla regolare fuori gioco con Carnevale che comunque aveva fermato sullo scatto Canitano. C'è qualche timida protesta da parte della Don Carlo Misilmeri, ma sembrava effettivamente partito oltre, ottimo qui, trappola del fuorigioco orchestrata da Capitan e Carollo insieme poi all'aiuto dei compagni con Agnello, ma anche chiaramente Palmeri e Tornambè che sono stati tutti con il tempo giusto e che hanno permesso infatti a Canitano di andare in fuorigioco e di conseguenza non ne rischiare nulla. Costantino si prende qualche metro davanti, timida pressione da parte di Catalano, va a lungo, poi non la controlla, ma era un po' complicato qui Barbera. Adesso con le mani andrà Palmeri, questa forse non è perfetta dal punto di vista dell'estetica, poi la tiene in campo Catalano, Colombo si allunga il pallone, Costantino mette una pezza anche lui, poi l'anticipo di Carolo netto qui su Canitano, fa una bella giocata il capitano, poi cerca un tocco verso Catalano ma non passa, Canitano alza la testa, c'è largo però sembra in fuorigioco Barbera, infatti torna dietro da Mustacciolo, si complica tanto la vita ma riesce comunque a servire il compagno dietro. Sale Garofalo adesso essere quasi l'attaccante, ma in realtà la mezzala. Caramanno, pallone lungo, cercare Canitano che vuole mettere giù questa palla, ma Carollo sempre in anticipo. Sicuramente è un grande inizio di partita per il capitano delle Russe. Sta giocando una buonissima partita in questi primi 16 di gioco. Pochi rischi, anche qualche anticipo effettivamente più che positivo. Caramanno va dietro, adesso chiama in causa anche Di Salvo. Vitale va subito di prima, Traoré capisce tutto, alzando
la gamba, poi Colombo, Alaimo può puntare, deve puntare Alaimo qui. Vediamo se va sul fondo, fa proprio questa scelta. Ruffino cerca di tallonarlo quanto può e poi Caramanno ferma tutto, scambiando il pallone proprio con il compagno esterno sinistro. Traoré. Tornambè. Suola e poi palla dietro da Carnevale. Corcia si avvicina un po' a Agnello, ma lui torna nuovamente sulla destra mettendo a rischio il pallone. Effettivamente di fatto lo riconquista con Traoré che vuole fare valere il fisico ma non riesce. Poi ancora una volta allarga il gioco Sanz, va giù, non c'è nulla. Poi Cosentino con tutta l'esperienza, l'ex calciatore del Palermo Primavera, ferma tutto con l'esterno, palla bellissima di Mustacciolo e poi la paratissima invece di Carnevale sull'incornata di Canitano. È stato tutto molto bello, la parata, il colpo di testa, però permettetemi di dire la palla di Mustacciolo è stata meravigliosa con l'esterno, precisa al millimetro. Poi soltanto la bravura di Carnevale ha negato il gol del vantaggio alla Don Carlo Misilmeri, che adesso inizia ad avere diverse occasioni da gol. Questa è la seconda. Di Salvo. Mustacciolo cerca la velocità di Canitano, sentite infatti anche chiamato dai compagni. Mustacciolo infatti prima di scaricare quella palla in verticale aveva chiamato a gran voce Lautaro, ovvero Lautaro Canitano, qui per fargli attaccare quella posizione lì, quello spazio. Palla che però non è arrivata tra i piedi dell'attaccante in maglia numero 9, anche perché è chiuso dalla morsa del Cus. Palla ancora lunga per Barbera. Palmeri sembra nettamente in vantaggio, infatti tiene questa palla, poi scivola un po'. Per sua fortuna Barbera non lo stava seguendo e quindi non gli ruba il pallone. Prova a uscirne dalla pressione, non ci riesce. Tacco di prima d'esterno, poi l'inserimento di Mustacciolo ancora molto largo. Poi Carollo nuovamente in due tempi riesce ad allontanare tutto. Lo avevamo detto anche in precedenza, gran partita per il capitano del Cus, che nonostante insomma l'ultimo posto in classifica non molla mai. Questo è sicuramente l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento che il capitano deve avere sicuramente. Mustacciolo va sul secondo palo di testa svetta più alto di tutti Alaimo, palla che si impenna, la prova a controllare la Don Carlo Misimè con questo pallone che torna poi per Mustacciolo che carica la conclusione. Questa volta il suo esterno non è pulito come nella fase precedente. Adesso va Carnevale a battere, prontissimo. Testa da parte di Sanz, poi Barbera con l'esterno, apre sul Ruffino, ci può arrivare Tornambè che non è fortunato nel rimpallo perché favorisce proprio Ruffino, cerca di fare tutto solo. Anzi no, era di fatto, chiedo scusa, non Ruffino che è rimasto più indietro. Di Salvo gli treggia un po' il baricentro la Don Carlo Misilmeri, poi va a lungo a fare sportellate Barbera, ma non c'è nulla. Lo scontro con Agnello. Traoré fa giocare molto il signor Tuzzolino oggi, non fischia in maniera un po' effimera, ma forse nei contrasti quelli forse un po' troppo energici. Qui invece c'è un fischio per un tocco con il braccio e dunque Carollo si mette davanti, poi Mustacciolo qui rischia un po' il Cus perché poteva forse giocarla meglio. Infatti insegue l'avversario, poi Alaimo lascia lì, Tornambè. Carollo Carofalo di prima, cerca l'idea verso Colombo, Traoré di testa. Traoré ancora una volta allarga bene il gioco, questa volta per questo dribbling tentato e anche effettivamente riuscito da parte di Moncada, che non sta spingendo molto su quella fascia. Oggi è schierato
più avanti. Traoré alza il pallone, dall'altro lato Mineo riesce a trovare comunque Barbera di prima, sull'appoggio anche Mustacciolo. Costantino il capitano, Sanz finta, nel frattempo Mustacciolo stava discutendo con Mister Napoli, questa palla poteva arrivare proprio tra i suoi piedi, ma poi Santiago Sanz credo abbia cambiato all'ultima idea perché il corpo suggeriva quel passaggio su di lui. Vitale di prima, Canitano anticipato, poi Traoré mette giù la palla, Garofalo, adesso Catalano ci prova ancora da fuori, la palla va fuori, diciamo ci prova ancora da fuori perché nella scorsa partita aveva provato una giocata simile contro il Bagheria. La palla in quel caso era sicuramente più potente ed è uscita anche un po' anche meno, potremmo dire. Occasione importantissima qui per il Cus, che seppur da lontano comunque cerca di impensierire Di Salvo. Canitano va dietro, Ruffino sale di fatta, vediamo se si prende la fascia, scambia invece col 10 però un velo, ma forse non era la scelta adatta, poi riesce anche a rubare il pallone, scivola pure, sta facendo tutto di fatta adesso, crossa dentro col mancino, in testa salta più alto di tutti Agnello che sfrutta i suoi centimetri, poi va giù e c'è anche fallo da parte di Sanz, condizione di gara che lo rimprovera. Ma Carnevale batte sta rimessa questo calcio di punizione, minuto 23 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante su quelli di Sportisini. È venuto da poco il fischio da parte del signor Tuzzolino di Palermo che ha deciso di fermare il gioco per questo intervento irregolare da parte di Sanz. Carollo intanto getta il pallone, anzi no perché lo tiene in campo, almeno questa era l'idea da parte di Catalano, poi Mustacciolo, palla nettamente fuori, forse anche colpita almeno stando un po' al suono del pallone, sembrava con la punta, che col collo chiaramente non fa quel tipo di rumore. Adesso Carnevale la rimessa dal fondo, sempre 0-0 il risultato, due grandi occasioni per Don Carlo Misilmeri. Il risultato rimane comunque di 0-0, una invece per il Cus, ovvero il tiro da parte di Catalano che aveva provato una conclusione molto molto complicata, ma aveva visto Di Salvo leggermente fuori dai pali, insomma non se l'è fatto ripetere due volte e uno con le sue doti effettivamente questo tipo di tiri li deve fare. Sarà quindi rimessa con le mani per la Don Carlo Misilmeri, sempre Mustacciolo sul punto di battuta, ci immaginavamo forse Vitale per sfruttare la rimessa lunga, ma si va con Mustacciolo, anche lui però un'ottima rimessa, quasi un cross lontana, poi la palla rimane lì e Carnevale se la ritrova lì spaccata e salva ancora tutto. Minuto 25, terza occasione da gol per la Don Carlo Misilmeri. Contropiede intanto con Colombo che deve attaccare la porta, vediamo, poi qui bravissimo invece nel contrasto Ruffino che lascia la sua fascia e va da tutt'altra parte, ma lo fa con qualità perché chiude tutto. Adesso sarà quindi calcio d'angolo per il Cus Palermo che si è affacciato nuovamente dalle parti di Di Salvo e va Moncada a battere. Ci aspettiamo forse una battuta corta perché in realtà infatti lascia pure il pallone ai compagni, va Catalano col tacco quasi la spizza, poi Traoré da fuori. Con conclusione quasi un po' per allontanare la palla più che centrare realmente la porta, però da lì se perdi poi il pallone parte un contropiede, quindi forse effettivamente la migliore soluzione, quella provata dal 4. Nel frattempo si perde un po' di tempo, Costantino, Di Salvo, pressione alta di Colombo. Palla che passa, non la prende nessuno e poi sulla velocità può arrivarci Ruffino, anzi di fatta che può andare dentro traversone, ma ha sbagliato tutto qui.
Qui Ruffino ha fatto una gran giocata perché ha preso questo pallone che non era facile da prendere, però poi forse la soluzione più semplice, ovvero quella di servire il compagno, non è arrivata. Nel frattempo si arrabbia tanto Di Salvo, forse per quest'ultima occasione non sfruttata. Mustacciolo ruba il pallone con tanta facilità adesso, altrettanta facilità quella di Catalano che lo salta pure. Salta l'uomo, bella giocata del 10 che poi cambia gioco nel tentativo di servire a Laimo, forse un po' in ombra adesso il numero 11 che va a pressare. Di Salvo, Vitale, palla lunga, testa Agnello e poi copia di Traoré, allunga Sanz come può, la palla rimane sempre lì, poi si lotta davanti alla panchina del Cus Palermo. Traoré potrebbe vedere la palla, salta il primo uomo, poi fa un brutto fallo e qui forse un giallo, addirittura il fallo però è del Misilmeri, sembrava in realtà, forse però l'ho anticipato all'ultimo, probabilmente ci fidiamo chiaramente del signor Tuzzolino, sembrava da qui potesse essere intervenuto in maniera irregolare Traoré e non Vitale, ma invece è stata questa la decisione da parte del direttore di gara. Probabilmente Traoré avrà anticipato proprio Vitale, nessun giallo però, era molto corretta, interventi nella norma, insomma, piuttosto tranquilla da questo punto di vista. Carollo torna a me, vuole la verticale, scatta Colombo, ma viene chiuso sempre dal solito super Costantino. Ruffino, Canitano, Carollo gli dà ancora fastidio, poi a Laimo allunga nuovamente su Colombo, l'appoggio di testa non è dei più fortunati e poi Traoré, bella palla, adesso Palmeri deve salire, deve prendersi lo spazio il numero 3 che ce l'ha davanti, salta uno, vediamo se calcia, Palmeri con il destro, ci ha provato, ha fatto bene a farlo, dopo quel primo dribbling da lì devi calciare. E adesso Di Salvo sul punto di battuta, rimessa dal fondo, Cosentino che sta Agnello, anzi forse un po' con la zona dorsale toccata. Garofalo, Palmeri, Garofalo ancora e poi si lamentano forse per una gamba un po' troppo alta, va giù intanto, anche aiutato dalle guardalinee e fallo da parte di Carollo, vediamo se c'è giallo perché lo sta chiamando, probabilmente no, però forse lo sta graziando, gli dice probabilmente alla prossima ti ammonisco. E il capitano giù, Canitano nello scontro proprio con Carollo, si sta spiegando un po' la sua tesi al direttore di gara, però il signor Tuzzolino dice che è fallo, punto. Calcio di punizione intanto con Mustacciolo, ma anche Ruffino sul punto di battuta. Vediamo se il destro di Mustacciolo o il sinistro di Ruffino. Da qui secondo me il destro di Mustacciolo, e infatti Ruffino si allontana un po', questa battuta a tagliare con Colombo che con un po' di malizia si mette davanti, infastidire gli avversari. È uno schema, Mustacciolo va sul secondo palo di testa, la tocca Costantino, però era veramente complicata, si alza il pallone, Sanz va incontro ma Garofalo lo anticipa, poi Moncada, Sanz, Ruffino e adesso Di Salvo, portiere classe 2006 ricordiamo. Di Fatta, sguscia via, fallo, no. Forse ha messo male il piede di scivolato di Fatta, infatti non sta nemmeno protestando con il signor Tuzzolino. Traoré torna a me, Agnello, Palmeri regala tutto a Mineo, poi Catalano prova a dialogare con i compagni, non è fortunato nel rimpallo. Mustacciolo, Traoré la tocca
poi Canitano lascia il pallone lì al compagno, Mustacciolo rimessa laterale. Al momento di 0-0, 32 minuti di gioco sono passati, 3 occasioni chiarissime per la Don Carlo Misilmeri, una sola per il Cusi. Mineo mette giù la palla, Traoré svirgola, quasi un assist per Mustacciolo e poi chiude invece benissimo Palmeri, che ha rimediato un po' all'errore che stava commettendo, in realtà che ha commesso Traoré. Una gran partita comunque del numero 4, ma qui forse non è stato molto pulito nell'esecuzione, voleva spazzare il pallone, ma in realtà praticamente ha creato un'occasione per il Misilmeri che non ha sfruttato. Calcio d'angolo sul primo palo, Carola allontana con la tibia, nuovamente sul primo palo. Carnevale, troppo facile per un portiere come lui bloccare questo genere di palloni. Salta Mineo, non prende il pallone, arriva invece Vitale, palla non va fuori e invece sì, rimessa laterale. Nel frattempo Catalano dice a Palmeri di avanzare un po'. Garofalo, Palmeri, poi in vantaggio Vitale, spinto un po' da Colombo. Calcio di punizione, voluto rapidamente Cosentino. Caravanno, Cosentino, ma centrale, Agnello non vuole fare girare qui Barbera, effettivamente non lo fa girare, però commette fallo, e di conseguenza calcio di punizione per Misilmeri, che adesso può avanzare un po'. Gli devo pure chiedere di fare un bilancio sul momento che sta passando la squadra, che ne parliamo, gli diciamo, Caravanno, testa da parte di Tornambens, che poi il pallone Moncada, molto in ombra oggi il numero 7, che effettivamente è un po' in difficoltà. Ah, va bene, allora le mette, cosa mi avete detto voi? Ok, va bene. Ciao. Con le mani poi Caramanno salta in sta Canitano, non prende il pallone, poi Sanz. Di fatta, Sanz ancora di fatta, viene preso un po' il controtempo e poi Tornambè mette una pezza, spazzando più lontano possibile, va giù, calcio di punizione, fallo da parte di Caramanno, giusta qui la chiamata da parte del signor Cusoli. Va Carollo a battere. Non è che passa. Poi Cosentino va dietro, Di Salvo non è forse perfetto, ma riesce comunque a seguire i compagni. Poi Traoré travolge tutti, travolge in maniera irregolare, e quindi calcio di punizione per Misilmeri. Mineo, Cosentino si prende qualche metro davanti a lui, Ruffino, tempo mister Napoli si è levato anche il giubbotto, adesso sta soltanto con la tuta, sicuramente non sarà contentissimo più che altro del risultato, perché credo la prestazione comunque sia anche positiva da parte dei suoi ragazzi, però il risultato non li sta favorendo al momento. Bella giocata qui intanto sulla velocità, nel frattempo spunta anche l'arcobaleno, quando anche qualche nuvola porta invece la pioggia, arriva anche una buona notizia, quella dell'arcobaleno. Palmeri, Agnello, allontana più lontano possibile, poi di testa Colombo, non c'è però nessuno che possa prendere quel pallone. Lì credo che si veda abbastanza anche bene nelle nostre immagini, l'arcobaleno dietro proprio Di Salvo. Rilancio lungo, minuto 37 di gioco, nel frattempo 0-0 il risultato, palla in verticale con Carollo che chiude ancora una volta
su Canitano, uno scontro che stiamo vedendo praticamente da quasi 37 minuti di gioco, perché la marcatura è quella. Colombo si gira molto bene, cerca i compagni, rientra sul destro, potrebbe cambiare forse lato del campo, ma invece centrale da Traoré, anche lui uno dei migliori al momento dei suoi. Moncada lotta con Ruffino, poi guadagna comunque la rimessa laterale, invece no, perché poi insomma dall'urlo credo che la rimessa sia stata data alla Don Carlo Misilme. Nel frattempo c'è qualche problema con il signor Tuzzolino che sta parlando, adesso arriva anche Costantino da capitano, però sta discutendo con Ruffino. La rimessa è comunque del CUS, sta resistendo al momento, 0-0 dopo quasi 38 di gioco. Poi rimessa 3 per la Don Carlo Misilmeri, si protesta un po' in campo. E dopo anche qualche minuto di pioggia adesso sembra essersi calmato nuovamente il tempo. Questa può essere uno dei temi della partita. Mister Napoli lo sa molto bene che giocare con questo clima non è facile. Qui liscia Garofalo, poi allontana Agnello, Mineo, e qui Catalano gli ruba il pallone, fa una gran giocata, Catalano si gira pure, il caso 2005, vediamo se calcia, lo fa una volta, due volte, poi cerca un duetto col compagno, non si intendono i due, però gran giocata di Catalano che sicuramente è tra i migliori anche lui. Poi Caroli scivolata su Barbera, non c'è chiaramente nulla. Sarà quindi rimessa laterale. Tempo spunta un altro arcobaleno dall'altro lato, prima era dietro Di Salvo, adesso invece ne spunta un altro alle spalle del calcio d'angolo. Nel frattempo Vitale scambia il pallone con Mustacciolo, bel traversone dentro, e Barbera forse non ci ha creduto troppo perché dato sì in elevazione, però sicuramente non la impatta bene. Nel frattempo ne approfitta per bere un attimo anche Catalano, che si sta muovendo veramente tanto. Scorsa partita ha giocato come punta centrale, oggi invece lo vediamo un po' più largo sulla sinistra, ed effettivamente, vedendo anche la sua tecnica, è una posizione un po' più congeniale a lui. Carnevale, Traoré di testa, Catalano, c'è il pallone, salta ancora l'uomo, gran partita, Traoré. Break da parte del CUS Palermo con Alaimo che cerca un passaggio ma sbatte sul muro, chiamato Costantino. Traoré si gira in mezzo a due molto bene, poi allunga ancora la gamba e per quasi non commette fallo. Tornambè, c'è vicino a lui Moncada, cerca invece Alaimo, va dietro Garofalo che si è spostato da sinistra a destra in questi ultimi minuti. Cerca il velo, palla che non passa, e dunque rimessa a ancora per il CUS che continua a gestire il pallone. 40 di gioco, quasi 41. Non ci sono state molte interruzioni, dunque non ci immaginiamo forse un recupero cospicuo, probabilmente classico minuto un po' di default che spesso e volentieri viene dato. Non ci sono state particolari interruzioni. Catalano la difende in mezzo a due, cerca una giocata molto complicata, viene fermato subito, tallonato. La difesa da Don Carlo Misilmeri. Mezzo a due, bello il taglio qui, poi Alaimo di prima si appoggia, palla in verticale, scivola però Colombo, forse sul più bello, stava qui, secondo me avrebbe servito sicuramente Garofalo. Nel frattempo fuori gioco di rientro con Canitano, però l'uscita dalla pressione difensiva era veramente tanta roba qui da parte del Misilmeri, con Mustacciolo che aveva lanciato immediatamente Canitano che si era da prima appoggiato, insomma era veramente
una bellissima giocata questa. Nel frattempo calcio di punizione, Vittorio Di Gara, secondo Tuzzolino, dice a Carollo di non avanzare più, insomma di battere leggermente prima del centrocampo. Infatti il capitano è costretto a tornare indietro. Carollo, palla lunga, sta ancora da parte di Vitale, poi Di Fatta viene anticipato all'ultimo. Carollo in controllo, qui però forse non ha fatto la giocata giusta, perché secondo me sicuramente doveva utilizzare un altro verbo modale, appoggiarsi su Carnevale, e invece ha spazzato un pallone perdendo il possesso. Insomma, la doveva giocare decisamente meglio il capitano qui. Sarà quindi rimessa laterale con Vitale che guarda Mineo, poi l'anticipo netto da parte di Garofalo. Intanto va giù Colombo. Nel frattempo Vitale un po' rimprovera Mineo, perché dice che deve darsi un po' una svegliata, perché lui si è fatto anticipare anche abbastanza nettamente. Mineo è un giocatore di qualità, forse però non è questo il suo ruolo, l'esterno alto, perché un giocatore a cui piace giocare più a centrocampo come mezzala, non di inserimento bensì di quantità. Insomma, uno di quei giocatori che pressa tanto da una mano, esce bene, palla al piede e recupera palloni. Catalan in mezzo a due, ennesima magia del numero 10, che non trova però lo spazio per poter passare, di conseguenza rimessa al fondo per Misil Meri con Di Salvo che batte subito, non vuole perdere un istante. Caramanno, Ruffino si ferma sulla sinistra, poi Mustacciolo, adesso si sono scambiati di posizione Mustacciolo e Di Fatta, con quest'ultimo che è andato a giocare come mezzala a destra. Vedremo perché e come mai. Canitano si aiuta forse un po' con le braccia qui, Agnello che fa comunque una buona chiusura, sfrutta sicuramente la grande altezza, questo giovane classe 2007, buona stagione comunque per lui, sicuramente dal punto di vista collettivo non un grande cus, è chiaro, però Vitale Di Fatta, poi Mineo cerca Barbera di prendere posizione, allontana Agnello come può. Mancano infatti 40 secondi, vediamo se verrà dato qualcosa da recuperare. Io credo al massimo un minuto, non di più. Qui sbaglia nettamente Tornambè. Traoré invece è bravissimo a sgusciare via il break da parte del numero 4, che poi si appoggia su Moncada, però 7 non ha seguito l'azione. Al tempo si sono scambiati ed è un minuto di recupero, infatti immaginavamo potesse essere sicuramente non di più di questo. Si sono scambiati di posizione anche Moncada nel frattempo con Alaimo, dove Alaimo adesso gioca un po' più indietro, Moncada invece un po' più avanti. Agnello di testa, sovrasta Canitano, poi la rovesciata senza badare allo stile da parte di Alaimo. Moncada qui regala però il pallone, il vice capitano, al portiere avversario, ovvero Di Salvo. Vitale, battuta lunga a cercare la velocità di Barbera, che però va giù e forse accusa anche un pestone chiaramente involontario da parte di Agnello, che va subito a sincerarsi le sue condizioni. Mancano 30 secondi, vediamo se effettivamente ci sarà da recuperare questi 30 secondi, penso di sì. Mineo batte rapidamente, però bisogna attendere il fischio. E poi Di Fatta restituisce il pallone, vediamo se farà recuperare qualche secondo in più, perché effettivamente mancano 5 secondi alla fine della prima frazione, ma il gioco è stato fermo per circa 20 secondi, di conseguenza forse c'è spazio ancora per qualcosina. Vediamo, fischietto in bocca però da parte del signor Tuzzolino, controllo di testa e poi va bene così, finisce il primo tempo 0-0 risultato tra Cus Palermo e Don Carlo Misilmeri. Un pareggio comunque al momento divertente, con a Don Carlo che sicuramente ha attaccato di più rispetto alla compagine di casa, ma il risultato al momento vede fermo sullo 0-0. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui su Sportiseri per il secondo tempo della sfida. Dopo
Con il cuore rivolto a Niscemi per il disastro della scorsa settimana, ma con gli occhi e con la testa al campo per il secondo match consecutivo tra le mura amiche del Blu Colleri, il Castrum Favara affronta la Vibonese per dare l'assalto ad una vittoria che manca da troppo tempo e infatti inizia forte la squadra di Infantino con questa giocata di Tripicchio che converge e calcia, c'è la parata da parte di Marano in calcio d'angolo, poi dal corner che ne segue la palla spiove in mezzo e c'è il solito Nacho Varela col colpo di testa che bacia la faccia interna della traversa e poi entra in rete per l'1-0, torna a segnare in casa il capitano del Castrum Favara che sblocca il risultato e fa esplodere i tifosi presenti al Bruscoleri. È un buonissimo Castrum Favara quello che approccia la partita, qui ancora opportunità per Nacho Varela che sibila con il suo destro incrociato vicino al palo difeso da Marano, poi azione convulsa all'interno dell'area di rigore del Castrum Favara, riesce a risolvere in qualche modo Ferrante con l'intervento, poi attacca dall'altra parte Balla con la fuga sulla destra, lo scarico per Azzara che cerca la conclusione, palla che scende davvero di pochissimo sopra la traversa per l'ex giocatore del Messina, continua ad attaccare il Castrum Favara che incrocia benissimo qui con il mancino di Demin per il 2-0 della formazione allenata da Infantino. Esulta, esplode anche il numero 5 in maglia bianca che cercava da tanto tempo la soddisfazione personale, torna ad attaccare la Vibonese con questo tentativo. Sui sviluppi di palla inattiva ci ha provato Brunetti con la palla che è sempre nata sopra la traversa, poi azione sulla sinistra di Piazza che innesca l'avanzata di Eccegoyen, conclusione di Varela che si alza sopra la traversa, si dispera il capitano del Castrum Favara che poi qui si deve difendere su questa iniziativa sulla destra da parte della Vibonese, la palla arriva ad Azzara che non riesce a controllare la direzione e la forza del suo tiro. Castrum Favara che è bravo in più di un'occasione a recuperare palla sull'uscita dal basso da parte della Vibonese, qui il tentativo da parte di Schembari con la palla che finisce fuori, poi il tentativo dall'altra parte da parte della Vibonese con Sassanelli e poi conclusione che viene parata dall'estremo difensore di Silvestro. Calcio di punizione ancora per Tripicchio con la palla che scende soltanto dopo aver impattato con la traversa e dunque ad un passo addirittura dal terzo gol il Favara, ma all'improvviso la giocata sulla destra e il gol di Antonio Carnevale per il 2-1 a correre le distanze prima dell'intervallo. La squadra allenata da mister capo di casa che dunque va all'intervallo sotto di un gol, poi alla ripresa delle ostilità ci prova Piazza con questo esterno destro respinto da Marano, dall'altra parte torna a farsi vivo il team calabrese con questa palla che arriva in mezzo, la girata di Sasanelli bloccata da Di Silvestro, azione da corner corto per Eccegoyen per il Castrum Favara, pallone che arriva in aria poi viene allontanato in qualche modo dalla difesa calabrese, altro colpo di testa di Balla a mettere fuori e poi conclusione dalla distanza con la palla che si perde al di là dello specchio della porta della squadra rossoblu, poi Piazza palleggia al limite, tocco per Varela che la fa scendere per poi calciarla bene leggermente sopra la traversa, non molla però con Koulibaly e la Vibonese, pallone che arriva in mezzo, poi il controllo e la girata con il salvataggio sul tentativo da parte di Di Gilio e questa l'ultima occasione della partita, torna a vincere e lo fa in maniera pesante ed importante il Castrum Favara che si assicura 3 punti contro la Vibonese ma resta per il momento al penultimo posto della classifica di Serie D Girone I. Da Sportisir è tutto, alla prossima! Sfida da urlo al Dino Liotta di Licata tra la capolista del girone A di eccellenza siciliana, il Partinica Audace di mister Giannusa, che a suon di vittorie anche risicate sta risalendo la china e ora minaccia anche il secondo posto. Ma la partita, molto tesa, molto spezzettata, con tante interruzioni e poche emozioni, si accende solo nella seconda metà del primo tempo. Qui la giocata di Brugnone che mette in mezzo l'anticipo di Pippo Raimondi su Vincenzo Manfrè, i due sono stati anche compagni di squadra in passato, mentre dall'altra parte Angelo Caronia prova a far girare il suo destro, la punizione viene deviata in calcio d'angolo. Pochi minuti dopo, sempre da palla inattiva, ci prova la formazione ospite, questa volta è mistretta, mancino debole, bloccato senza grossi problemi da Federico Valenti. Pochi minuti dopo, altro piazzato per il Partinico Audace, questa volta cerca la soluzione di potenza al centro della porta Caronia. Valenti però si fa trovare pronto, cerca di reagire, cerca di rispondere in Licata con questa palla lunga e la sfera che arriva a Mero, la conclusione mancina dal limite bloccata da Peppe Polizzi. Si passa con le immagini al secondo tempo, sempre con Merola che questa volta diventa assistman, cerca il golasso alla Crespo Manfrè, gli viene respinta la suolata, poi
si tuffa a corpo morto Martignetti sul tentativo di Palmisano. Dall'altra parte sempre calcio d'angolo con la palla scodellata in mezzo, il colpo di testa di Merola che non trova lo specchio della porta dall'interno dell'area piccola. Entra Minacori, cerca subito di mettersi in ritmo, sponda di Manfred, Merola con la conclusione respinta ancora. Don Pippo Raimondi esaltante nella marcatura insieme al suo collega di reparto Martignetti. Poi il calcio d'angolo, la palla che rimane lì dopo il tocco da parte di Calaiò, blocca senza grossi problemi Polizzi, sempre a sinistra, attacca Licata in questo frangente con questa iniziativa di Merola che diventa un tiro bloccato ancora dall'estremo difensore partinicese. Ancora sull'automancino, la palla messa in mezzo alla ricerca di Manfred, l'anticipo del solito Martignetti. Poi succede questo, liscio di Calaiò che stende poi il suo avversario lanciato in ripartenza. Il direttore di gara non ha dubbi, rosso per il capitano del Licata che deve giocare il resto della partita in inferiorità numerica, ma da quel che si vede in campo neanche sembrerebbe. Qui la giocata al limite dell'area di Manfred che cerca di pulire il pallone per Tommy Flores che la piazza col mancino, il volo sotto l'incrocio di Peppe Polizzi a mettere in calcio d'angolo. Poi è sempre l'argentino che mette in mezzo da questo corner, è pettinato, entrato proprio per mettere una pezza alla mancanza di Calaiò in difesa, a sfiorare il gol. Dall'altra parte l'uscita avventata di Valenti, la palla che rimane lì e ci pensa proprio l'ex Canicattì a salvare sulla linea. Poi Palmisano con il cross, secondo palo, l'anticipo per il tentativo della rovesciata e colpo di testa da parte di Micchi, subentrato a Manfred. Palla che sorvola la traversa, insiste nonostante l'uomo in meno la squadra di Bonfatto che attacca sempre a sinistra. Qui il cross di Tedesco sul secondo palo, prova a rimetterla Palmisano, un tiro cross che attraversa tutto lo specchio della porta. Infine il calcio d'angolo di Tommy Flores allontanato dalla difesa del Partinica Audace che riesce a strappare lo 0-0 a Licata che si salva nonostante l'inferiorità numerica. Da Sportisiri è tutto, alla prossima. Arriva però Lucera che strappa il pallone, Lucera si invola, l'uscita, poi arriva Muratore, Murato il suo tiro, Stassi, salvataggio, Muratore, tiro parato da Diouf, pallone allontanato dove c'è Antona, colpo di testa, poi l'intervento in qualche modo di Drago, colpo di testa verso Lucera, poi Stassi controlla e calcia, respinto il suo tiro, Barri, la palla incollata sempre al piede, ora Colley. Il cross, Muratore, Perricone, poi Lucera è sforbiciata in due tempi. Diouf la prende ad evitare la rimessa, poi sbaglia, allora attenzione ad Ovusu ai 20 metri, la virata, poi il cambio gioco su Lucera, fronteggia Lucera, destro, la parata di Diouf a negare il gol, poi spazza la difesa dell'Atletico, punizione per l'Atletico, Pizzocero sulla palla, spiove verso l'area di testa Antona, poi conclusione che non scende a sufficienza per Scrozzo, palla in verticale, Lucera 20 metri, Lucera finta, Lucera allarga, Licata, anticipo, Licata, tiro respinto clamorosamente da Lindner, c'è il fischio per questa punizione. Colley dentro l'area, l'anticipo, poi controlla l'ultimo Licata che pensa al destro, palla che esce, Lucera, Stassi ha visto Colley, lo serve, Colley si è buttato dentro Lucera, la posizione è regolare, Lucera davanti a Diouf che gli sbarra la strada, poi ancora Lucera sul fondo, Lucera mette in mezzo, Diouf para anche questa, velocissimo Maranzano, è un 3 contro 3, Maranzano sceglie Messina, salta Muratore, Messina al limite, calcia De Miere, occhio alla ribattuta York, fuori gioco. La punizione per l'Atletico, pallone che spiove, attenzione York, da pochi passi la manda fuori, c'è la punizione per l'Atletico Partinico, Cannavo cerca la porta del Miere, male, è il gol di York che porta in vantaggio l'Atletico Partinico, ha segnato York, qui non benissimo De Miere, la punizione, si prende la rincorsa, troppo alto, palla verso l'area, Ovusu prolunga, pallone che rimane lì e per poco, un po' Lio, un po' Muratore e poi Perricone non creano
area, Lio in anticipo su Diouf, l'arbitro lascia giocare, poi calcio d'angolo per il Gemini. E per l'arbitro può passare così, ha vinto l'Atletico Partinico che spugna San Giovanni Gemini 1-0, gol di York decisivo. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Cus Palermo e Don Carlo Misilmeri. 0-0 il risultato, non ci sono stati cambi al momento. Vediamo se tra un po' ne arriverà qualcuno. Sta per ricominciare intanto il secondo tempo. Vediamo sul pallone Colombo. Adesso un po' di pioggia ci ha tenuto compagnia questi ultimi istanti, però sembra quasi essere smesso. Sul pallone Colombo, sarà lui a battere il primo pallone, a toccare il primo pallone con probabilmente Catalano. Nel frattempo arriva in panchina anche Mister Napoli, acclamato dal pubblico.
E poi si comincia con Catalano subito largo di testa a Laimo, anticipato da Di Fatta, e poi Canitano prende il tempo, Canitano si autolancia, è veloce, punta subito a divisa, ne salta uno, ne vuole saltare anche un altro, prova a passare, Canitano fermato da Agnello che spazza via lontano, e poi Caramanno in testa a Carollo, poi Di Fatta con il petto se la porta avanti, c'è anche il rilancio da parte di Carollo, il pallone che quasi per poco finisce qui. Ruffino cerca di sprintare sulla sinistra, intanto si riscaldano diversi calciatori di Mister Napoli, anche in casa Cus in realtà. Moncada prova il tacco, ma la palla è già fuori. È sempre rimessa Don Carlo Misirimeri con Ruffino che lascia lì il pallone a Caramanno. Da sicuramente il 33 lungo per cercare forse la spizzata dalle torri. Vediamo se effettivamente sarà questa la scelta. Infatti sta indicando proprio quella zona di campo lì. Sovrasta tutti Carollo. Caramanno ancora, lascia il pallone scorrere con Ruffino che si appoggia da Di Salvo, va lungo anche lui, si cerca Barbera di testa, prova la spizzata, però c'è un fuorigioco di rientro, qualche dubbio forse qui. Ma Carollo aveva fatto un grande intervento in contrasto, però insomma c'era la bandierina già alzata, anche se sembrava essere partito con i tempi giusti. Catalano prova il tocco in verticale su Alaimo, i due però non si sono capiti bene. Nel frattempo si sta riscaldando Adeola, ma soprattutto Conè che forse sta per entrare, credo che sì, Boubacar Conè. Vediamo chi esce, forse credo Alaimo potrebbe essere il cambio, invece no, dovrebbe uscire Garofalo. Entra Sidik Conè col numero 17, un cambio arrivato al minuto 48, però insomma poteva anche forse farlo prima, o meglio all'intervallo, ma ha dovuto concedere 3 minuti in più a Garofalo, a meno che non c'è stato qualche problema fisico chiaramente che non sappiamo. Lotta a Barbera, Traoré ancora giganteggia a centrocampo, gran partita, poi Laimo la sporca e poi Carolla allontana. Adesso Sidik Conè si mette sull'out di sinistra, sicuramente per garantire un po' più di spinta lì, perché Palmeri non ha spinto tanto. Laimo la controlla, poi Cosentino come sempre puntualissimo. Poi anche Tornambè qui a prendere il pallone. Rimessa con le mani, va Caramanno, Mister Napoli lo chiama, dice di andare da Alberto, ovvero Cosentino. Vitale si prende diversi metri davanti, poi prova la sventagliata lunga, si appoggia Canitano molto bene, Mineo c'è la sovrapposizione, poi cerca il cross dentro, allontana poi in due tempi, poi Canitano la controlla, molto difficile, ma riesce comunque a uscirne fuori. Mineo nuovamente sulla destra, apertura per Mustacciolo, e poi Agnello come sempre invece fa una bella chiusura, gran partita anche per lui. Colombo il tacco per liberare ancora una volta i compagni, ma poi ne esce a Don Carlo con tanta tranquillità. Vitale cerca un cross con Barbera che quasi la prende scivolando praticamente, forse si era pure messo nelle migliori condizioni per impattare. Carnevale però arriva prima e quindi rimessa, ma chiaramente la rimette in gioco lui. Testa di Caramanno, Barbera va sempre giù, sta lottando tanto contro tutti i difensori, poi Caramanno va dietro, intanto continua a piovere, aumenta anche l'intensità della pioggia, sta un po' la costante di tutto il match, adesso invece sembra essere anche un po' di più rispetto a prima.
lotta Canitano, esce fuori con bella palla, quindi adesso per la velocità di Catalano che può puntare, deve puntare, lo fa molto bene, può crossare, Catalano rientra, lo tallona, lo ferma invece Vitale, ma lui riesce ad andare ancora sull'alto di sinistra, poi 3 persone dentro, Cosentino allontana un po' come viene, la palla non va nemmeno fuori, la tiene pure in campo Mineo. Testa di Barbera, poi Agnello predica calma e torna dietro invece da Carnevale. Ancora Tornambe, il terzino col mancino, palla molto rischiosa ma anche riuscita. Traoré intanto smette di piovere, al meglio riduce un po' l'intensità. Facile preda poi di Salvo, Colombo ha provato un po' a toccare questa palla, forse a dare fastidio al portiere ma non c'è riuscito. Poi appena finisce di piovere sarà quindi rimessa laterale per Misilmeri che continua ad attaccare. Canitano si appoggia, palla un po' corta, infatti gliela ruba lì Palmeri. Catalano, Colombo spalla alla porta, riesce a servire nuovamente il compagno, poi chiusura provvidenziale da parte di Cosentino, il solito Cosentino. Conè sembra sentito bene il 17, poi palla lunga con il Ruffino che la difende e poi qui la ruba invece Moncada, mette dentro, il controllo di Alaimo non è dei migliori. Il gioco fermo al momento perché prende un po' di tempo, intanto forse è pronto un cambio perché Mister Napoli dice alla prossima cambio, quindi sta riscaldando tanto Acquaviva, chissà che non sia lui il prossimo ad entrare. Qui sembra di sì, però insomma Mister Napoli poi ci regala sempre tante scoperte. Palla intanto in verticale per la velocità di Mustacciolo che mette dentro la palla e la spizza in porta. Canitano di vantaggio, Don Carlo Misilmeri con il gol dell'argentino che parte dal primo, ringrazia Mustacciolo, grande palla ed è 0-1. E come sempre nel momento migliore forse in questo caso del Cusse, attacca e segna la Don Carlo Misilmeri che non ne perdona con Lautaro Canitano che la sblocca al minuto 53 e fa gol. E chissà che adesso Mister Napoli forse non faccia il cambio, invece no, sembra che sì, il cambio arriva comunque. Mister Napoli non interessa il vantaggio, lui sta pensando ai cambi subito, però forse bisogna aspettare un momento, mi sa. Sì, mi sa di sì. Nel frattempo anche va in panchina. Poi si ritorna in campo al minuto 53, scivola un po' Catalano, la palla va in avanti e adesso Caramanno, Di Salvo, Traoré, poi sale in cielo veramente qui Barbera. Ha un'elevazione questo ragazzo incredibile. Di fatta si porta a spasso un po' il pallone, va a scambiare con i compagni, poi allontana invece come viene Tornambè e Mister Napoli ci regala uno dei suoi agganci. Ci fa vedere perché effettivamente era in Serie B, ha giocato anche in Serie B, ricordiamo l'icata di Zeman, non si è dimenticato come si controlla la palla, questo sì. Con le mani Caramanno, gli stacca Carollo più in alto di tutti. Traoré parla in verticale per Colombo, chiuso ancora, un'ottima chiusura difensiva di Ruffino, sta giocando come sempre una gran partita. Nel frattempo Alaimo si va a prendere il pallone ma era già stato rimesso in campo. Poi rimessa laterale, il cambio è stato congelato intanto in casa Misilmeri, forse lo vedremo tra un po', anzi sicuramente lo vedremo tra un po'. Mister Napoli ha cambiato idea, stava per effettuare. Traoré di testa, allunga poi il campo così come viene Alaimo, di testa ancora Traoré, che sovrasta tutti, poi Moncada stava attaccando la porta. È stato un
fallo precedentemente, qualche dubbio effettivamente. E quindi calcio di punizione con Cosentino. Rimessa lunga per il centrale che non sta concedendo praticamente niente oggi agli ospiti, che comunque non stanno attaccando tanto. Nel tempo credo che Acquaviva tra poco entri. Traoré allontana la palla, cercare i compagni, testa arriva più in alto di tutti, però poi Koné, fallo su Koné. Barbera è un po' incredulo. Nel frattempo sta per entrare con la maglia numero 18 Caminita al posto di Tornambè. Koné che ha cambiato fascia, lo vedete infatti adesso. Allora, adesso è molto chiara la situazione. Koné va sulla destra in attacco, mentre invece Moncada scende da esterno alto a terzino puro a destra. Questo è lo scambio. Il minuto 56 di gioco e 30 in realtà, quindi quasi 57. Quindi tanto l'aggancio non è dei migliori da parte di Palmeri. Anzi, non è nemmeno un aggancio. Mustacciolo, lascia lì il pallone, Sanz, Mustacciolo ancora, Alex Athletic che cerca una verticale, chiusura perfetta da parte di Palmeri, poi Mustacciolo ancora nuovamente, Traoré a dare aiuto, poi al contesto di Alaimo, può ripartire Colombo, scivolata di Cosentino, e poi Di Salvo, Cosentino, Karaman, Vitale. Cerca di spizzare la Barbera, ci riesce pure effettivamente sull'intervento, poi perfetto da parte di Carollo, molto duro però comunque sul pallone, e infatti Detto di gara non fischia nulla, giustamente. La rimessa è anche del Cus, quindi Carollo non soltanto è stato bravo effettivamente a contrastare l'avversario, ma anche abile nel guadagnare pure la rimessa. Intanto Traoré lascia scorrere il pallone, si gira molto bene qui Mustacciolo, autore dell'assist per il gol Canitano. Ruffino trova qui la soluzione corretta con Di Fatta che taglia bene il campo, può puntare, forse perde un tempo di gioco, poi traversa sul secondo palo, sbuca Palmeri, poi conclusione di Sanz che la prende molto molto bene, ma forse all'ultimo alza il corpo. Probabilmente per questo la palla non termina in porta, ma si era comunque coordinato in maniera corretta. Adesso Mister Napoli è contento della sua squadra, sta giocando effettivamente meglio, o meglio forse è un po' più cinica, perché nel primo tempo le occasioni comunque ci sono state, bisogna dire la verità. A lungo Carnevale, poi Koné prende forse un colpo nel modo di saltare con Mustacciolo e poi si prova subito a cercare la porta, la classica giocata ormai di Catalano. Di Salvo comunque si è fatto trovare pronto e poi si chiede un pallone. Il petto Moncada, la mette giù molto bene, poi Koné cerca di dialogare col compagno, va giù, poi cerca di tenerla lì, non ci riesce, ancora Koné, nasconde la palla, è entrato bene Cosentino, rilancio lungo da parte del capitano per la velocità di Canitano, ma molto molto bravo qui invece Carollo, sempre a rubare tempo, spazio e anche il pallone. Poi invece va giù Catalano, si chiedeva un fallo, poi palla in verticale per Canitano, fuori gioco anche abbastanza netto.
minuto 60, mancano 30 minuti, poi sarà fine match, si riscaldano diversi uomini sia da un lato che dall'altro. Ancora mister Napoli non è intervenuto con dei cambi, l'ha fatto invece il Kuss. Bella giocata intanto di Catalano che fa tutto solo, è sul destro, potrebbe anche cercare la porta, poi scambia con fuori gioco e anche qui qualche dubbio c'è. Vittorio Gara era, si guarda, era molto molto vicino, però Cone sembrava essere partito un po' prima, però insomma. Adesso Di Salvo andrà a lungo con il lato destro questa volta del campo che viene scelto per imbastire una nuova azione di gioco. Vitale scambia con Sanz, Vitale ancora sterzato attacco e poi si prende anche qualche metro la licenza ad attaccare il giovane centrale, testa Barbera, prova a spizzarlo, arriva anche Agnello però, poi Traoré mette giù il pallone, Mustacciolo molto bravo nella fase di pressione, Moncada, adesso pressa altissimo il Don Carlo Misilmeri, Cone si gira con il tacco e poi centralmente trova la soluzione corretta, ovvero Colombo, che però forse un po' si addormenta sul pallone, perde anche la sfera, poi salta di testa e poi Barbera si può autolanciare, si tiene un po' con Carollo, Traoré, adesso è stata un'azione forse non proprio calcistica, ma comunque punizione per il Kuss che batte rapidamente con Alaimo e adesso Palmeri, esce fuori Mineo, si va in verticale, Vitale ancora una volta mette tutti d'accordo, adesso trova una bella idea per lo scatto di Mustacciolo, quasi un replay del gol, cerca infatti una versione molto simile, non riesce, nuovamente con Agnello, cerca il fondo, può crossare, anzi forse più un tiro da parte di Mustacciolo che poi si lamenta un po' con se stesso, probabilmente non contento della sua giocata. Inizialmente ha provato a replicare quello che aveva fatto nel gol del vantaggio, anche con gran qualità, adesso invece non gli è riuscita la medesima situazione. Intanto Traoré si gira molto molto bene, nuovamente Agnello, Moncada deve cercare forse di spingere un po' di più il numero 7, Cone, palla di ritorno, questa volta non funziona, di fatta per Ruffino, chiude tutto Moncada e poi chiude nuovamente di fatta. Nel tempo si lamenta un po' Carnevale ed effettivamente non possiamo che essere d'accordo con lui, perché squadra di casa che insomma tarda nel far arrivare il pallone è un po' un paradosso, solitamente e quando si va ospiti succedono queste giocate, però non in casa sicuramente. Nel frattempo tre batte, c'è un problema intanto tra gli spalti. Mettetelo a terra, mettetelo a terra, mettetelo a terra. Il tempo c'è un signore che si è sentito male, al momento la partita credo che si fermerà un attimo. Sì, ma da dove passano? C'è un signore che è rimasto a terra, al momento la gara attualmente ferma, 64 di gioco, prima bisogna vedere le condizioni, intanto sono dei cambi con intanto è entrato Adeola. Adeola è uscito. Adeola è uscito. C'è una persona che sta male. Sì, ma si cazzo, è assurdo, è assurdo. Adeola è uscito. Intanto è uscito Alaimo sicuramente con la 11. Ed è entrato a 19, avanti, 19, Visconti. Gioco ancora fermo chiaramente. Al 19esimo Un po' era d'acqua e uscito. zucchero, non sono sbagliato. Ma meno male, forse è tutto un abbassamento di pressione. Ma dove sono? Vedi, ancora a girare. Ti è ripreso, dai.
Le condizioni sembrano essere migliorate però qui sugli spalti. Adesso noi torneremo a commentare chiaramente la partita, però al momento questo sicuramente è più importante. Forse chi è entrato? Adesso la partita chiaramente va in secondo piano quando succedono determinate azioni. Prima la salute, poi tutto il resto, chiaramente. Infatti si sono fermati tutti in campo. Con addirittura Laimo che è andato, quindi forse probabilmente potrebbe essere una persona a lui cara, credo. Ci sono i medici fortunatamente adesso. Nel frattempo si torna a giocare, ci sono stati dei cambi con Adeola che è entrato in campo, però si è capito al posto di chi. Moncada scambia con il compagno. C'è stato anche un altro ingresso, non è entrato solo tanto Adeola, perché è entrato anche Visconti al posto di Alaimo appunto, e Adeola si è messo intanto a centrocampo, quindi potrebbe aver preso il posto di qualcuno a centrocampo. Adesso cerchiamo di capire anche al posto di chi. È stata un po' di confusione chiaramente, quindi non si è capito. Canamanno lotta a Traoré, poi Moncada, Koné mette giù la palla, alza la testa, cerca uno scambio con Caminita, che dovrebbe essere uscito Colombo. Sì, è uscito Colombo, non lo vediamo più in campo, quindi sì, Adeola in anticipo. Nel frattempo il signore si è ripreso fortunatamente, probabilmente un calo di pressione per lui, deve essere tutto ok, sicuramente sulle sue gambe si è ripreso, sta camminando serenamente. Queste sono delle buone notizie chiaramente. Traoré, Moncada alza la testa, vede Koné che si può inserire, pallone rimbalza, Koné quasi lo tiene in campo per un soffio, non è... prendeva anche il tempo alle spalle di Caramanno, insomma, per poter partire. Traoré, È uscito Colombo, è entrato e allora diciamo va Di Salvo a battere. 69 di gioco, mancano 20 minuti, testa Traoré, poi mette giù questo pallone un po' come viene Caminita. Koné cerca di rimettere in avanti, ma forse non è stata la giocata più corretta possibile. Poi lotta Visconti, anche la rimessa laterale, dunque questo adesso si affaccia un po' in attacco per cercare di continuare ad attaccare. Palla viene tutta pure in campo e poi si autolancia qui e lo fa anche molto bene Barbera, che prende il tempo. Barbera può attaccare la porta, Barbera guarda la porta e Carnevale la leva, anzi no, ecco, da qui sembrava effettivamente abbastanza netto il tocco da parte del portiere, però non protesta nessuno, quindi forse Carnevale non la tocca, ma almeno da qui sembrava effettivamente potesse esserci il tocco da parte del portiere, e dunque
parliamo col condizionale, potrebbe aver fatto una gran parata. Moncada, colpo di testa ad allontanare, poi scivola Traoré, di fatta scambia nuovamente la sfera con Barbera, che poteva fare secondo me molto di più. Poi si scontrano Adeola e Santiago Sanz, alza la testa e anche lui cambia tutto. Ruffino, aggancio meraviglioso, poi traversone, allontana Carollo come viene, poi Sanz potrebbe anche pensare forse alla conclusione, poi ci ripensa e pensa invece di non farlo. Traversone nuovamente sulla destra, allontana Agnello, adesso si cercano tanti palloni in mezzo così per cercare la superiorità e poi di fatta non arriva ad impattare. Sembrava veramente essere molto più semplice questo genere di azione. Traoré cambia tutto, ma sbaglia perché Sanz, perché di fatto intercetta il pallone e poi va giù invece Sanz con gran giocata qui da parte delle classe 2008 che illumina adesso il campo. Visconti taglia mezzo centro del campo, lascia il pallone a Koné, che è entrato bene, l'avevamo detto in questo secondo tempo, scambia la sfera e poi allontana invece Vitale senza troppi problemi. Minuto 72. Di fatta prende però l'arbitro e di conseguenza si ferma il gioco. Cosentino cerca la palombella per l'appoggio di Canitano che arriva. Pochi palloni toccati in questo secondo tempo, a parte quello del gol chiaramente, forse il più importante, però il mister Napoli ancora non fa nessun cambio, sembrava essere pronto per farlo praticamente intorno al 50°, poi tutto si è fermato, si è frizzato come direbbero certoni, e di conseguenza ancora niente dalla panchina. Non vuole pescare mister Napoli dalla panchina. Vediamo se effettivamente tra un po' si noterà qualche cambio. Nel frattempo rimessa con le mani, palla che passa, cerca di appoggiarsi, non riesce, poi la palla va anche fuori. Da Palmieri a battere, ha spinto poco nel corso del primo tempo, un po' di più nella seconda frazione il numero 3. Adesso invece con tanto Musacciolo prende forse un pestone molto dolorante. Nessun giallo al momento in questa partita, gara molto corretta. Nel frattempo è pronto Acquaviva perché sta discutendo con lo staff in panchina, sarà lui il primo cambio. Intanto di testa allunga Traoré, poi Koné allunga anche lui Mustacciolo, e poi Koné ancora una volta con il petto, fa un bel break, poi cerca un pallone lungo dalle parti di Caminita, ma di salvo in anticipo, anche se lì Caminita stava quasi per arrivarci in realtà. Almeno da questa prospettiva sembrava un po' più vicino. Intanto pronti due cambi, stanno entrando sicuramente Acquaviva e Garriga credo al posto di Canitano. Intanto si gira benissimo qui Traoré, gran giocata, attacca la porta, scivolata molto dura però anche sul pallone, però sicuramente i due si sono fatti male. Si continua, bella giocata qui, finta e controfinta, va sul fondo, mette dentro e poi allontana come viene Di Salvo, che poi fa una paratissima nuovamente. La giocata, una volée tentata da Caminita, ma che parata di Salvo.
allontana Ruffino. Entra infatti Garriga e Acquaviva. Garriga credo per Canitano, infatti, sì. Cambio classico. E Acquaviva per Mustacciolo. Si è perso un po' stanco, ma buona gara comunque per il centrocampista. Un assist, bell'assist tra l'altro. Un po' arrabbiato forse, non voleva uscire dal campo, quindi forse non era molto stanco. Però mister Napoli vuole freschezza a centrocampo. L'inserimento di Acquaviva è in tal senso una mossa. Il Cus comunque non sta giocando una brutta partita, dobbiamo assolutamente dirlo e ribadirlo più volte. Ha sì concesso qualche azione di troppo, però in realtà si è fatta vedere dalle parti di salvo. In precedenza abbiamo avuto una doppia occasione, infatti in attacco. Una squadra comunque che nonostante l'ultimo posto in classifica cerca sempre di non mollare mai, lo sta dimostrando anche questo pomeriggio, seppure il risultato sia di 0-1. Moncada. Conè. Palla nettamente fuori. Però l'arbitro non fischia, quindi insomma i ragazzi poi non sanno effettivamente cosa fare. Rimessa con le mani, minuto 76 di gioco. Poi sta discutendo l'arbitro, credo, con qualcuno in panchina. Purtroppo non si vede molto bene, però non è che si impenna, salta Conè, poi Barbera, adesso lotta Garriga che vuole girarsi, lo fa anche bene, poi lotta con Palmeri, va giù Garriga ancora, stava sfondando praticamente tutto Garriga, è entrato sicuramente con tanta rabbia di colui che vuole segnare, un attaccante, insomma, è giusto così. Catalano mette un po' in difficoltà Moncada, rimbalzo e palla allontanata a cercare sia Visconti che Caminita, però facile preda di Di Salvo. Acquaviva, prima l'ha toccato e va anche a duello con Adeola. Di prima cerca la giocata anche Adeola, non ne riesce. Sarà quindi rimessa laterale, minuto 78 di gioco, mancano 12 minuti più recupero, ci aspettiamo un recupero. Il gioco è stato fermo sicuramente per circa 3-4 minuti, quindi probabilmente 3-4 più cambi il gol, insomma forse un 5-6 minuti di recupero, credo che li vedremo. Traoré lotta, giganteggia, centrocampo, sfonda tutti anche lui, poi nel raddoppio di Mineo non può nulla, mette un po' in difficoltà adesso Vitale che fa una buona giocata, poi però si complica tanto la vita e la rimessa infatti è per il Cus. Rimessa con le mani nel frattempo, dicevamo, per il Cus Palermo. Mister Napoli sta discutendo animatamente in panchina, forse qualche cambio, forse qualche giocata che non gli è piaciuta. Poi glielo chiederemo al mister chiaramente. Adeola. Di fatta, può puntare la porta, c'è lo scatto, poi si è fermato Barbera. Sanz, scivola Adeola. Palla non precisissima, parte da Acquaviva, riesce comunque a servire il compagno. Alza lo sguardo Mineo, vuole un compagno in mezzo. Con una deviazione arriva invece il tiro. Parte di Garriga, sempre con tanta rabbia. Palla fuori. Nel frattempo si sta rialzando, si è rialzato fortunatamente Barbera, è rimasto giù Moncada,
Conè, aggancio, poi scivola, ma riesce comunque a servire i compagni centralmente, ma Cosentino per una volta giganteggia, poi Acquaviva, stacco di testa di Adeola, riesce comunque il tocco verso l'argentino Garriga. Nel frattempo pronto un altro cambio in casa Cus. Di Salvo allontana la sfera, poi Moncada, questa sta per diventare un'occasione importante. Di Fatta attacca la porta, salta uno, poi calcia verso zone di Carnevale, ma riesce comunque ad allontanare. Poi Conè vede la velocità di Visconti, ma in anticipo c'è sempre il solito Cosentino. Il tempo sta per entrare Casisa, ma al posto di chi? Mister Zappavigna adopererà questo cambio. Intanto gioco fermo, forse arriva pure il cambio, vediamo al posto di chi Casisa. Allora, nessuno si sta avvicinando al cambio, quindi esce Palmeri. Minuto 82 di gioco, 0-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali sportivi. Gara molto divertente, non fatevi ingannare dal risultato, 0-1 ma tante occasioni. 32 c'è 32. Di Salvo, poi Casisa mette subito il pallone giù. Nel frattempo Adeola si è sistemato in difesa, quindi credo sia un cambio modulo, divisa 3 adesso, con Adeola che si è abbassato, Agnello e Carollo ai suoi lati, quindi sì. Moncada è passato sull'otto di sinistra, Conè a destra, e poi in mezzo al campo c'è Casisa. Conè in realtà sta facendo la mezzala, con Visconti invece largo tutta fascia. Conè, Sanz, Acquaviva, scivola anche lui, perde un attimo il contatto con il terreno, ma poi torna dietro da Caraman. Ruffino, Caraman ancora, pressato, forse in maniera un po' timida, l'attaccante avversario, alza la testa, cerca il traversare un secondo palo, forse un po' troppo eccessivo, che sicuramente non sbagliata, però forse non fatta con i tempi giusti. Carollo, Conè la controlla, scivola ma riesce comunque a servire il compagno. Carollo nuovamente con l'esterno, regala però a Caramanno, poi ripartire Santiago Sanz, Barbera è veloce ma anche Conè infatti lo fronteggia saggiamente. C'è un tocco centrale, Garriga di prima, Acquaviva allarga il gioco bene saggiamente alle parti di Alessio Mineo, che può puntare, cerca invece un nettaversone immediato, salta Barbera, poi di fatta Ruffino la controlla, potrebbe anche calciare, vediamo, va sul mancino, cerca una finta in più, va anche a terra, scontro il Carnevale, non c'è. Si chiedeva un calcio di rigore o forse un calcio d'angolo probabilmente, ma non c'è nulla per il signor Tuzzolino. Vediamo della sezione di Palermo, il signor Poma di Trapani e Baierello di Marsala. Casisa, 84 sul cronometro, 6 minuti più recupero, ma ci immaginiamo un recupero abbastanza importante. Catalano accorcia tanto la posizione, alza lo sguardo, vuole il lancio di tacco, chiude prontamente la difesa, poi Traoré da fuori, tiro forse non con molte pretese, parte il numero 4 che sicuramente è tra i migliori in campo dei suoi. Buonissima gara.
Cosentino trova Mineo con il petto. Acquaviva. Un po' in difficoltà il capitano, che qui forse un po' se la prende. Caramanno, lancio lunghissimo a cercare sempre il solito Ruffino. Carollo giganteggia nuovamente. Gran partita ancora per il capitano del CUS. Poi Caramanno, e qui forse non c'è nulla. No, quasi potesse esserci il fallo, ma non è così. Di fatto, in fase difensiva si scontra anche con Costantino, che si arrabbia un po'. Poi Ruffino, di fatta. Vuole uscire dalla pressione la Don Carlo con Sanze. Controllo di Mineo, palla fuori, vista Napoli molto arrabbiato. Agnello torna dietro da Adeola. Finta di lanciare, poi scarica dietro. Adeola scivola e qui stava per combinarla grossissima, attacca comunque la porta. Barbera contro Carnevale, lo salta. Barbera la può chiudere. Barbera approfitta dello scivolone di Adeola e fa 0-2. È stato molto sfortunato qui Adeola, però, perché su questa palla lui sicuramente deve scaricarla prima, questo è sicuro, però anche un po' sfortunato perché il campo non l'ha aiutato, è scivolato. La Riga chiaramente ha pressato come un matto e poi è arrivato anche a gran velocità Barbera, che dopo aver sfiorato il gol del primo tempo con delle azioni sicuramente più belle, adesso arriva contro il portiere, non sbaglia e spedisce il pallone in rete. 0-2 al minuto 87. Misa Napoli adesso credo sia un po' più tranquillo. Tempo si torna in campo dopo il gol della Don Carlo Misilmeri. Carollo intanto viene chiamato un cambio, è stato spoilerato dal DS Luigi Piccone. Barbera lascia scorrere il pallone. Carollo, sono pronti diversi, forse più di un cambio. Cone scivola ancora, sembra controllarla così come viene Visconti contro Sanz, riesce comunque a scaricare il pallone. Catalano, vediamo se punta Catalano, destro, poi Mancino allontana la sfera Sanz. Barbera con l'addome, Carollo non lo vuole fare girare ed effettivamente ci riesce anche tutto regolare. Traoré, Agnello cerca un tiro da fuori molto complicato. E poi cambio dentro Motisi, ma non è l'unico, anche D'Aquila. Minuto 88 di gioco e c'è addirittura anche un terzo cambio consecutivo, ovvero Failla, no, chiedo scusa, Di Cristina. Quindi Di Cristina, Motisi e D'Aquila. Esce intanto Cosentino che lascia la fascia capitano nel braccio di Caramanno, poi esce credo pure Barbera che si sta avvicinando. E poi Mineo per Motisi. Quindi Motisi, D'Aquila e Di Cristina. Sono usciti dal campo sicuramente Mineo, Cosentino e Barbera. Sicuramente Motisi si sta mettendo in attacco, quindi questo è chiaro. Con Garriga manca veramente poco in realtà, però gli schemi dovrebbero essere questi, con Ruffino sempre a sinistra, chiaramente a destra dovrebbe essere andato D'Aquila. Caramanno
con Vitale in difesa e Di Cristina. Poi il resto non è cambiato. Intanto Acquaviva va giù, fallo, forse anche giallo, vediamo. Lo ha graziato quel signor Tuzzolino, poteva anche starci un cartellino giallo, però gara molto molto tranquilla in realtà, forse anche la scelta più giusta. Intanto sono 4 minuti di recupero, ci aspettavo forse qualcosina di più tra cambi e l'interruzione precedente, ma il dito di gara indica 4, quindi fino al 94esimo si giocherà. Traoré cerca di liberare i compagni, scivolata puntuale di Difatta, Acquaviva cerca di inserirsi, poi prova un passaggio, Adeola capisce tutto in anticipo, come un muro si frappone, fermando tutto. Conè sterzata, cade sempre a terra. Conè, forse i tacchetti non sono i migliori probabilmente per questa partita. Conè, Caminita avanza, cerca Conè, cerca anche lui il dialogo, però non è, passa il pallone, poi senza badare allo stile di Cristina spazza più lontano possibile. Ciao, ma sei arrivato ora? Tu eri qua. C'eri qua. Misilmerina può anche chiudere con il terzo gol, vediamo, tocca la porta Garriga con la scivolata di Adeola, puntuale, e poi anche Conè replica il compagno. Adesso Traoré, poi scivola anche lui, quella porzione di campo è un po' complicata, poi fuori gioco, porta arrabbiato Motisi che addirittura, e qui forse si potrebbe pure prendere un giallo, e infatti un giallo molto 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 ingenuo però da parte sua. Primo gioco della partita, tra l'altro, gara molto 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 corretta. Qui Motisi secondo me poteva anche evitarsela qua, un giallo che sicuramente Mister Napoli poi nello spogliatoio gli farà pesare, nel senso, comunque sicuramente conoscendo Mister Napoli parlerà poi con il ragazzo. Sono gialli abbastanza evitabili. Adeola cambia su Carollo, mancano 2 minuti, poi conosceremo anche il risultato finale di questa partita. Al momento sembra abbastanza indirizzata, poi Catalano sempre l'ultimo a mollare Ruleta, sta giocando molto bene Catalano, un giocatore molto molto interessante, però forse è un'annata un po' sfortunata anche per il Cos, lui non riesce forse a fare di più, ma ragazzo veramente grandi qualità. Traoré si dimentica il pallone, Acquaviva, scivola anche il direttore di gara. Questo per far capire come questo campo non sia effettivamente perfetto nelle condizioni, però ha piovuto veramente tanto. Manca 1 minuto, Di Salvo. Casisa, Adeola la controlla prima col petto, poi con la coscia e adesso Conè. Finta da parte del 17 che vuole sfidare Difatta e poi commette fallo, ma si continua per la regola del vantaggio. Motisi c'è dall'altra parte Garriga, vediamo se punta la porta. Motisi sceglie di andare sul sinistro, vediamo se calcia, forse doveva servire il compagno, poi si aggrappa un po' Carollo. E poi Carnevale sicuramente non si lascia andare. Il signor Tuzzolino dice finita la partita, non fare altro. E poi non riesce a controllare Adeola, ma va bene così perché finisce la partita. 3 punti per la Don Carlo Misilmeri che vince in casa del Cus Palermo, che non ha giocato una brutta partita, ma il tipice fischio dice 0-2 con la vittoria per Mister Napoli, che adesso si gode questi 3 punti in più. Nel frattempo noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisile è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima.